Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Si è conclusa a Roma un'eccezionale operazione antidroga della Guardia di Finanza di Legnano che ha consentito di smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, composta da narcotrafficanti colombiani, boliviani, tunisini, calabresi e campani, operante a Milano e province con ramificazioni in altri paesi europei. Arrestate 14 persone, sequestrati oltre 113 kg di cocaina e circa 1 milione di euro in contanti. Si allarga e coinvolge anche la politica l'indagine che ha portato all'operazione Meta dei Carabinieri di Reggio Calabria. Sarebbero infatti almeno 5 i politici reggini coinvolti nel blitz che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di 42 persone. L'accusa è ipotizzata concorso esterno in associazione mafiosa. Gli indagati dovranno spiegare ai magistrati i contenuti delle molte intercettazioni che li tirerebbero in ballo. Nella sede deserta del call center di Catanzaro, un giovane dipendente di Fonmedia minaccia di darsi fuoco se non sarà affrontata la problematica dei circa 2000 lavoratori. Fabio Spataro, seduto accanto ad una tanica di benzina, è pronto a darsi fuoco per difendere il suo lavoro e la sua famiglia ed ha chiesto un intervento urgente delle autorità competenti. Dopo Crotone diversi casi di mozzarelle blu che si stanno verificando nel Cosentino dopo la denuncia di una casalinga 45enne del comune di Santa Caterina Albanese che ha trovato macchie sospette in una mozzarella di un negozio di San Marco Argentano, ancora sequestri dei carabinieri a Rossano ed a Torano Castello. Le mozzarelle sospette risultano prodotte in Germania e commercializzate da una ditta del milanese. La giunta regionale presieduta da Giuseppe Scopelliti ha provveduto nella seduta di ieri a nominare 2 commissari sanitari, Elga Rizzo al Pugliese Ciaccio di Catanzaro e Rocco Nostro all'Aspe di Crotone. Intanto, sempre in tema di sanità, domani Scopelliti verrà sentito dalla commissione d'inchiesta sugli errori sanitari. Proprio in preparazione dell'audizione il governatore ha convocato per stamattina una riunione dell'ufficio del piano di rientro per fare il punto della situazione. Come ultimo atto della dirigenza dell'Aspe di Crotone, Domenico Scuteri ha presentato 2 progetti, annunciando 11 milioni e 600 mila euro di investimenti per acquistare nuovi strumenti per l'ospedale San Giovanni di Dio nell'ambito del potenziamento del piano tecnologico. Un altro progetto invece riguarda il risparmio energetico. Con questi fondi regionali Crotone avrà l'emodinamica, la camera iperbarica e l'aggiornamento delle macchine radiodiagnostiche. Come era nelle previsioni, il sindaco di Catanzaro Rosario Olivo ha ritirato le proprie dimissioni nel corso della seduta di stamattina del Consiglio Comunale. Il primo cittadino infatti ha ottenuto le necessarie rassicurazioni da parte dei consiglieri di maggioranza ed ha deciso dunque di continuare nella sua esperienza amministrativa. La decisione è arrivata dopo un chiarimento che Olivo aveva avuto con il gruppo del PD, con cui sta lavorando ad una coalizione blindata e a nuove alleanze in vista del 2011. Dopo lo slittamento di ieri in prima convocazione si è tenuto stamane il Consiglio Comunale di Crotone. Al momento dell'appello erano presenti 15 consiglieri, un numero sufficiente per la validità della seduta. Dopo le iniziali schermaglie si è passati alla discussione dei 67 punti all'ordine del giorno, tra cui la surroga dei consiglieri comunali subentrati a quelli divenuti assessori, la comunicazione della giunta da parte del sindaco, all'appello manca ancora il 10° assessore e soprattutto il bilancio di previsione. Presentato ieri a Cosenza il piano antincendio boschivo regionale 2010. Secondo i dati pubblicati dalla regione nel 2009 il numero degli incendi è drasticamente diminuito, solo 716 focolai rispetto ai 1279 del 2008. Gli ettari di terreno bruciati nel 2008 nella sola provincia cosentina sono 7253, maggiore della superficie totale andata a fuoco nel 2009 in tutta la Calabria, segno di attenzione e controllo costante degli operatori. Lotta alle frodi comunitarie e contrasto alla criminalità sono queste alcune priorità della Guardia di Finanza in Calabria. I risultati conseguiti dai finanzieri sono stati illustrati dal comandante regionale Salvatore Tazza nel corso della cerimonia per il 236esimo anniversario della fondazione del Corpo. Nel settore della polizia tributaria sono state portate a termine 1893 verifiche e individuati 132 evasori totali e paratotali, con il conseguente recupero di imponibili per oltre 220 milioni di euro.